Ai carabinieri al momento dell'arresto ha detto che si trovavano a Vente di Piave per far shopping presso il noto outlet. Si trovava in carcere a Venezia in attesa dell'estradizione verso la Federazione Russa il 51enne pluriomicida russo, latitante e ricercato in tutto il mondo. Sono state proprio le sue generalità fornite in albergo a Noventa a far scattare l'allert della banca dati delle forze dell'ordine, mentre risultava che nella stanza accanto alla sua c'erano alloggiati moglie e figlioletto. Lui è segnalato come soggetto ricercato in tutto il mondo e potenzialmente pericoloso. Il latitante russo sarebbe infatti membro di un gruppo criminale attivo nella zona di Mosca. Secondo la magistratura russa, sarebbe lui ad aver organizzato un omicidio compiuto nel 2012 in un appartamento nella città di Ramensko, in cui furono uccise ben 4 persone, una coppia e 2 ignari ospiti. L'uomo, pur non essendo tra gli esecutori materiali dell'omicidio, figurerebbe come tra coloro che lo hanno progettato. Omicidio maturato forse per denaro e legato alla vendita di terreni sempre in Russia.